Polcenigo sorge in un'area ricca di risorse naturali e in un posizionamento strategico. Per questo fu abitata fin dai tempi più antichi. Venne conquistata dai Romani, fortificata durante il Medioevo e in seguito conquistata dalla Repubblica di Venezia. Nel 1499 fu completamente rasa al suolo dai turchi. È uno di quei paesi inaspettati. È piccolo alla fine, non sembra avere granché di particolare, ma già arrivando dalla strada da Pordenone è possibile vedere in cima alla collina questo castello, che mi è stato indicato dagli abitanti del paese come il rudere. In realtà sì, è abbastanza un rudere, ma è anche conservato piuttosto bene ed è molto interessante. Il paese, come ho detto, è piccolo, però molto caratteristico e i panorami delle colline sono molto belli. Ma lasciamo che a parlare siano le immagini. Andiamo a scoprire Polcenigo.